e anche stasera, amici bellini, pensavo di non fare il video, o meglio, di fare un video magari su Inter Torino, un'analisi tattica, perché mi ha fatto piacere che insomma sia stata vista l'analisi di ieri, mini analisi, non era approfondita. Però mentre insomma guardavo la partita, mentre facevo altre cose, ci sono questi approfondimenti su Di Lorenzo che tra smentite, tra misteri, tra cose che si dicono e non si dicono, io sto completamente perdendo il senno e quindi mi sa che ne dobbiamo parlare. Argomenti di oggi, Di Lorenzo, dichiarazioni di Lang che probabilmente si potevano evitare, c'è stata un'amichevole, adesso l'Inter finisce di vincere col Torino perché non c'era dubbio, hanno fatto giocare anche un paio di giovanotti. Allora, la questione è questa, no, devo aprirlo il computer, perché se c'ho il computer qua, arrivano le notizie di Lorenzo e io vi devo dire quello che so, perché sento molte cose a casaccio che si dicono, a volte per sentito dire, a volte perché non si sanno le cose, cioè se ne va per un'idea, e a volte volontariamente si dicono male le cose perché non mi trovo, e anche su Anghissà non mi trovo, e devo dirvi quello che so, perché finora quelle che sono arrivate alle mie orecchie sono state tutte informazioni corrette al 100%, e uno non vuole avere ragione, specialmente quando si tratta di queste cose delicate, ma il mercato è chiuso e se certe cose vanno fatte, e ne parliamo a fine video, perché le notizie che ci avevano dato, no, ma quella chissà per il Genoa, no. E mi sa proprio di no. Comunque andiamo per ordine, perché la notizia di oggi, no, Di Lorenzo fa un post, ed è importante quello che scrive, perché ci comunica che ha giocato sul dolore, su un problema al piede. Ora questo problema al piede potrebbero essere 3000 cose, però io ricordo che un accenno lo fece Conte, poi lo ha detto più volte Trevisani, lo ha detto a cronache, che insomma Di Lorenzo stava giocando sul dolore. Poi tu la senti una volta, non la senti più, lo vedi sempre titolare e non ci pensi, non ci ragioni. Quando noi belli freschi e tosti, devi andare a protestare con l'arbitro, devi fare una corsa a protestare, quello magari sta stringendo i denti, io la smorfia. Adesso guardando riguardando nella memoria, l'ho sempre visto con una smorfia Di Lorenzo, di discomfort, di fastidio, di dolore, e te lo spieghi, e noi la facciamo facile, hai sbagliato il cross, non hai fatto la sovrapposizione interna. Se però tu stai giocando sul dolore da chissà quanto tempo, prima domanda è, ma forse bisognava provare a fare qualcosa sul mercato, se Mazzocchi non ti convince, se Spinazzola lo vuoi utilizzare a sinistra, perché altrimenti Spinazzola ogni tanto è a destra e Di Lorenzo si riposano poco. Però per questo dipende da qual è il problema, perché se un po' di riposo il problema non te lo risolve, e io vi dico quello che so io, perché si legge in giro fratture, microfratture, la luce valgo, io so che si tratta di cisti sotto la pianta, ok? Cioè sono cose che tu puoi sgonfiare, puoi metterci le pomate, ma poi si rigonfia, ci giochi sopra, eccetera eccetera. Se questa è la situazione e nessuno lo dice apertamente, perché ha parlato il dottore che lo ha operato, ma ha dovuto parlare 2 volte perché la prima volta è falsa e adesso ci arriviamo. Se quello è il problema, io mi spiego anche che un po' di riposo non risolve niente, a meno che non ti operi, perché Di Lorenzo si opera. Voi vi dovete rendere conto che abbiamo scongiurato la cosa del crociato, insomma, dove sei costretto all'operazione. Ok, facciamo l'iter conservativo, si aggiù, la lesione non è grave, un mesetto e ritorna. No, questo mesetto già sta diventando 2 mesi, perché si parla di 50 giorni, si parla di rientro a fine aprile, ognuno dice la sua. E poi escono dichiarazioni che io vi devo leggere perché dobbiamo essere precisi. La prima dichiarazione che mi è arrivata di Lorenzo si fermi i tempi di recupero. Ottavio Catani, la Catani. L'intervento è perfettamente riuscito, si è trattato di un'operazione correttiva per risolvere un difetto. Ma si può che significa un difetto? Ma si può dire tranquillamente che cos'ha? Oppure la privacy pure in questo caso non si può sapere? Perché poi
Ce la vogliamo prendere con Conte, ce la vogliamo prendere con la gestione, ce la vogliamo prendere con i dottori che fanno male le diagnosi, lo dobbiamo sapere, no? Ok, quindi calma. Per il pieno recupero saranno necessari circa 50 giorni. Ritengo inoltre che la distorsione rimediata sabato scorso sia stata influenzata anche dal timore di farsi nuovamente male al piede. Io sento questa cosa. No, era un messaggio, stavolta non è lavoro come ieri. Io sento una cosa, che anche il dolore del piede gli ha causato e mi faccio due domande. Dico, ma vuoi vedere che lui salta? Ho rivisto le immagini, lui salta pochissimo perché salta con le mani dietro la schiena. Qui non ha manco il tempo di riatterrare come un grande stacco aereo e mentre riatterri pensi un attimo, dice aspetta, non carico sul piede, non c'ha proprio il tempo. Lui fa un saltino, proprio un saltino e la gamba gli resta a terra e si gira dall'altra parte. Quindi io non credo che possa essere una cosa del genere. E dico io, gravissimo, se il dottore dice una cosa del genere è gravissimo e va indagato. Dopodiché leggo ancora le smentite, perché cercando poi il nome del dottore Di Lorenzo trovo prima Calcio Napoli 24 che dice il chirurgo ha smentito di aver rilasciato dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli. Guagliù, dovete stare attenti però, chi se le inventa queste cose? Poi è intervenuto anche a Radio CRC il dottor Catani, medico chirurgo così. Sono circolate alcune notizie in merito ad alcune mie dichiarazioni, mai rilasciate dal sottoscritto ad alcuna emittente. Parlo con voi di Radio CRC dell'intervento del capitano per la prima volta e sono le mie uniche dichiarazioni. L'intervento è perfettamente riuscito e inizierà presto il percorso riabilitativo nei prossimi giorni. Il nostro capitano è apparso sereno e concentrato sul suo rientro. Non ci dice l'intervento di che, non ci dice i tempi di recupero e voglio pure accettarlo che nessuno si vuole sbilanciare, perché tutte le volte che ci siamo sbilanciati su un tempo di recupero era completamente sono false speranze date ai tifosi che si mettono l'anima in pace anche quando a quel punto non fai mercato, non intervieni per rimpolpare la rosa in alcuni punti e tu dici vabbè ma quello mo torna, vabbè ma quello sta tornando Gilmour, vabbè ma quello anche sai cose niente, e sta dietro l'angolo che recupera pure mo De Bruyne, abbiamo cerchiato in rosso un'altra data, il ritorno di De Bruyne, e speriamo. Io me lo sono venduto a un fantacalcio, ma me lo sono preso in un altro, proprio per bilanciare almeno il destino. Guagliù. E dai. Io mi rendo conto che sia stata un'idea giusta, quella di Di Lorenzo, sapendo di dover star fermo almeno un mese e mezzo, probabilmente, per la distorsione al ginocchio, dice, ma approfitta del tempo che devo stare fermo e faccio questo problema. Se è una ciste, come so io, cisti o una ciste, sì, è nella logica, anche fermarsi un pochino non avrebbe probabilmente risolto. Se bisognava operare. E se tu stai lavorando su questo problema, era una priorità prendere anche un vice Di Lorenzo. Si parlava di Juanlu, bisognava farlo a tutti i costi. E invece poi te sei dovuto andare su Højlund che ti ha scombinato Juanlu, che poi ti ha fatto prendere Elmas, tutta una serie di reazioni a catena di vivere alla giornata e di fare di necessità virtù, che possiamo anche comprendere, ma alla fine i nodi vengono al pettine, perché non c'è niente da fare. E doveva succedere. Leggo tutte le varie cose, i vari aggiornamenti. Guagliù, il mistero si infittisce sempre. Una volta abbiamo avuto le dichiarazioni di Canonimo alla Radio Partner e ti aspetti che lui faccia chiarezza, e non ha fatto grande chiarezza, perché su Neres fu vago e poi abbiamo saputo, è uscito quello che non volevo fare uscire. E su Anghissà c'è chi si è preso la responsabilità di dire sta rientrando così. Io ho detto aspetta un attimo, facciamo le nostre considerazioni e vi dico che potrebbe essere una cosa molto 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 difficile da risolvere, al punto che risolvi solamente se vai sotto ai ferri, e per andare sotto ai ferri bisogna prendersi una responsabilità, perché non tutte le operazioni sono perfettamente riuscite, non tutte sono così facili, e quindi io non voglio allarmarvi, non voglio creare il panico, non voglio fare quelle cose così, ma non posso sentire, perché mi è arrivato un messaggio di un amico bellino, dice ma secondo te nel momento in cui torna Anghissà, ma Vergara perde il posto? E la mia risposta è ma chi?
Ma chi torna? Ma chissà chi è. Ma che significa torna? E vi renderete conto che nella mia posizione io non posso prendere in giro la gente. Se ho saputo una cosa, spero di essere smentito, spero che mi abbiano detto una cosa sbagliata, gli stessi che invece mi hanno detto sempre cose giuste prima degli altri, prima che Sky ci arrivasse, prima che tutti gli altri poi abbiano saputo le cose. Io spero di sbagliare, ma vi dico, se ce l'avete, se siete ancora in tempo, svincolatevelo, non vi posso dire altro. C'è stata una amichevole, hanno giocato Alisson Santos che ha fatto una doppietta, ha giocato giovane a destra di Lukaku, quindi sta prendendo un po' di confidenza. È un'amichevole col Giuliano, non so con chi, non ha importanza, ci dobbiamo attaccare a tutto, perché sapete benissimo che anche giocando contro gente che magari non professionisti oppure amichevoli da 4 e un soldo, e ripeto la frase di ieri, devi averle le qualità per fare, quindi io spero che questa sia di buono auspicio, perché anche Lang, anche con la Naune, non mi ricordo quale amichevoli facemmo, sì, però sai, cioè, capì, intravedevamo, speravamo di vedere qualcosa di più bello, di più incredibile, e non lo abbiamo visto. E che oggi pure tu, con la solfa di un giorno saprete la verità, e Higuain un giorno saprete la verità, e Kvara un giorno sapete la verità, amico mio, tu è capace che se non ti riscattano qua torni, è capace che se resta Conte, con Conte devi avere a che fare, e dire non mi sono preso con Conte eccetera eccetera, poi uno scava, non c'è bisogno di scavare oggi, lo sapevamo già che lui di testa era un caldo, perché vai a vedere le altre avventure. È comunque un giocatore che è sempre stato un po' problematico con alcuni dei suoi allenatori. 5 minuti di recupero per tanto l'Inter ha vinto. Lo sapevamo già, ti sei presentato come quello che doveva scartare tutta la Champions League e portarci avanti noi sulla serie, e questo non è avvenuto. La fiducia, sì, tutto a posto, però quando Vergara ha avuto l'occasione è stato subito pronto. Lui un po' meno, si può dire, penso che si può dire, perché poi è vero, capitano le occasioni, solo quando ti infortuni capitano le occasioni. Lo bot cademme, Baturina, perché poi su Baturi, questo è un esempio che mi viene da fare, bravo Fabregas che ha aspettato per non bruciare Baturina, ha aspettato la sua crescita e adesso che l'ha messo è pronto. Pisacane con Kilixoi, disse perché no, non era pronto prima, adesso è pronto e gioca. Vergara, che Conte ha detto a inizio stagione, no, a me piace il ragazzo, ce lo teniamo, non lo vogliamo mandare un'altra volta in prestito, ci può tornare utile, e ci è tornato utile. E invece no, per gli attacchi trasversali, Conte non fa giocare Vergara se non muoiono tutti. Non giocava manco Neres, che almeno teneva un po'. Vabbè, questo è quanto. Ci sarebbero probabilmente altre cose, ma già troppo lungo, anche da cellulare troppo lungo. Non so se domani riuscirò a fare video, quindi lasciate un like qua, iscrivetevi al canale qua, fate girare qua se vedete gente che si illude, e vorrei mi lascia più dubbi che risposte ogni volta che si parla dei casi di infortuni del Napoli. Domani devo fare il marito da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, ma mentre vi abbraccio, mentre vi bacio, teniamoci fermi a terra. Sciuliam è stata buona,